incidente oggi all'ora di pranzo lungo l'autostrada 4. A perdere la vita una psicologa di 26 anni dipendente di una cooperativa che svolge servizi per il comune di Venezia. Il cordoglio del sindaco Brugnaro. Senza lo stipendio di novembre N13, 250 lavoratori hanno protestato davanti alla centrale Enel di Fusina e annunciano, se non ci pagheranno, azioni più eclatanti. Da Pianiga a Vigonza decine di cittadini sono partiti con una quarantina di auto con frecce lampeggianti e suonando il clacson per protestare contro i furti in abitazione. Abbiamo paura per i nostri figli, dicono. A Venezia l'approvazione del bilancio regionale potrebbe concludersi già alla prossima seduta del Consiglio. Nella maggioranza restano le cicatrici dello strappo sull'IRAP. Protesta di fronte al Consiglio regionale contro i tagli alla sanità ed il nuovo codice degli appalti pubblici che secondo la CGIL ridurrà non solo trasparenza e legalità ma anche diritti e salari dei lavoratori. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. I titoli di oggi li avete sentiti, ma in primo piano subito quello che è il nostro sondaggio di stasera, come ogni lunedì e martedì. I migranti in Albania, il sistema funzionerà? Questo è il quesito al quale vi chiediamo di rispondere con le consuete modalità attraverso una chiamata gratuita. I numeri che vedete in sovraimpressione nel corso di in onda a partire dalle 21, l'esito del nostro sondaggio. Ed ora la cronaca con la tragedia che si è verificata oggi poco dopo mezzogiorno in autostrada 4, a perdere la vita una giovane psicologa che lavorava per una cooperativa che presta servizio per il comune di Venezia. Il cordoglio del sindaco. Era in sosta per un guasto nella corsia d'emergenza lungo l'autostrada nel tratto tra Cessalto e Noventa di Piave in direzione Venezia con il furgone della cooperativa COSEP quando un camion che sopraggiungeva ha urtato lateralmente il mezzo. Nell'impatto entrambi sono finiti fuori strada, ma ad avere la peggio Chiara Moscardi, psicologa di 26 anni, operatrice della cooperativa che svolge servizi per il comune di Venezia, residente in provincia di Rovigo, morta sul colpo. Con lei nel furgone c'era una collega rimasta ferita portata all'ospedale, oltre a 2 uomini usciti invece illesi. Sul posto sono giunte le ambulanze, i vigili del fuoco, la polstrada, il personale di Autostrade Alto Adriatico. Le squadre dei pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto le persone coinvolte. Chiara, nata e cresciuta nel Rodigino, padovana d'adozione, ha studiato all'Università di Padova e una volta laureata aveva trovato lavoro proprio con la cooperativa COSEP, che tra gli altri servizi è anche impegnata nel centro diurno del drop-in di Mestre in via Giustizia. La 26enne era sorella del centro del rugby Rovigo Delta Matteo Moscardi. Il papà Alberto è stato uno storico dirigente comunale di Rovigo. A nome di tutta la città di Venezia e mio personale voglio esprimere il più profondo cordoglio, ha scritto in una nota il sindaco Brugnaro, per la tragica scomparsa di una giovane psicologa che svolgeva per il comune i servizi del drop-in, stop and go, new way per le persone più fragili. Arrivino le più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi. La sua dedizione alla professione e al benessere degli altri rimarrà nel ricordo di tutti coloro che l'hanno conosciuta, ha concluso il primo cittadino. Senza lo stipendio di novembre N13, 250 lavoratori in appalto protestano davanti alla centrale Enel di Fusina. Quello che preoccupa è la comunicazione che ha fatto girare la direzione della SOMI, la società in questione, dicendo che Enel non ha pagato quello che doveva pagare, l'avanzamento dei lavori, e dunque loro non hanno le risorse per pagare la retribuzione di novembre. Se non pagano la retribuzione di novembre non hanno i soldi per pagare neanche la 13ª, non avranno i soldi per pagare il mese di dicembre e soprattutto c'è l'incertezza del futuro. Per questo dalle 5 del mattino circa 250 lavoratori dell'appalto per la realizzazione di un nuovo impianto a ciclo combinato hanno bloccato l'attività e le strade attorno alla centrale Enel di Fusina, accompagnati dai sindacalisti che in tarda mattinata sono stati poi ricevuti dal prefetto insieme ai rappresentanti Enel, azienda che ha affidato l'incarico a un raggruppamento di 4 imprese, tra cui appunto SOMI. Ne è emerso che quando ci si trova di fronte a una simile situazione sono le altre società a dover intervenire per risolvere il problema. Enel precisa infatti in una nota di aver sempre regolarmente retribuito l'azienda
l'azienda Somi per l'attività svolta nel cantiere, confermando la propria estraneità rispetto alle azioni messe in campo dalla Somi nei confronti dei dipendenti. Se non arriveranno gli stipendi, i lavoratori sono pronti a far sentire la loro voce in maniera più pesante. Vogliamo un impegno preciso da parte di chi di dovere, la committente o la rete temporanea d'impresa, dalla Somi, da chi di dovere, che i lavoratori riceveranno le loro retribuzioni. Furti in abitazione. Ieri sera decine di cittadini sono partiti con una quarantina di auto con le frecce lampeggianti e suonando il clacson da Piazza Municipio a Pianiga per protestare contro i continui furti in casa. Hanno girato per le vie di Mirano, Santa Maria di Salano, Ale Vigonza, capitanati da Gaetano Ferrieri e Annalisa Zangrando, rappresentanti del Comitato Cittadino per la Sicurezza. Ciò che vogliamo far capire a chi ci amministra è che vogliamo vivere tranquilli, ha spiegato Ferrieri. Abbiamo paura continua per bambini ed anziani, per la loro incolumità. I rappresentanti dei comuni devono puntare i piedi perché o cessa questo assalto alle nostre case o chiediamo i militari. Ed ancora cronaca, 650 kg di generi alimentari senza etichettatura né documentazione sulla provenienza sono stati sequestrati dai carabinieri di Chioggia nell'ambito di una serie di controlli in 5 ristoranti a Cavarzere, Campagna Lupia e nella città clodiense. Le ispezioni sono state eseguite insieme al personale del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 3. Si tratta di generi alimentari di vario tipo del valore commerciale di circa 12.000 euro. Per le violazioni riscontrate sono state elevate sanzioni per 11.000 euro. La politica ora con l'approvazione del bilancio in Consiglio regionale che potrebbe concludersi già alla prossima seduta. Intanto restano le cicatrici dello strappo sull'IRAP nella maggioranza. Ci troviamo per la prima volta nella condizione di non riuscire più a fare economie, a non riuscire più a tagliare all'interno degli assessorati, quindi abbiamo dovuto in questo bilancio ricorrere alla leva dell'IRAP. Quella del 2025 probabilmente passerà agli archivi del Consiglio regionale come la manovra dell'IRAP. L'aumento dell'imposta regionale sulle attività produttive ha diviso le opinioni e generato più di un malumore anche tra le associazioni di categoria. Abbiamo chiesto un piccolo sforzo per il 2025, consapevoli che è un momento difficile. Ricordavo che la regione del Veneto è la regione con la più bassa tassazione pro capite in Italia. Con la manovra sull'IRAP si va proprio a raschiare il fondo del barile per cercare di non trovare diciamo così, dei buchi nel bilancio regionale. La spaccatura però questa volta è stata anche dentro la maggioranza con lo strappo di Forza Italia che non ha votato la manovra. Fino alla votazione di questi giorni non c'è mai stata la volontà di un confronto, di una condivisione, addirittura c'è stata una negazione di poter fare emendamenti propositivi sul trovare una soluzione. Lega e Fratelli d'Italia non ci stanno a fare la parte di chi tassa le imprese. Sarà impegno nostro, primo, ritornare a alleggerire la pressione fiscale alle nostre imprese quanto prima. La Regione ha in dotazione oltre $500 miliardi di euro di risorse da dedicare alle imprese di fondi comunitari e noi faremo tutta una serie di bandi che saranno concordati con il territorio. Vista dall'opposizione, la lettura della manovra è tutt'altra. Non risponde alle emergenze dei veneti, fatta della solita schiera di personalismi e di piccoli favori agli amici degli amici e che lascia indietro quote e fasce sempre più rilevanti dei cittadini della nostra regione. Si va a tagliare su quelli che sono i servizi per i cittadini e a non rispettare le promesse che si erano fatte. È la penultima legge di bilancio con Zaia presidente, prima che si apra un nuovo dibattito nel centrodestra. Fratelli d'Italia come primo partito della coalizione ha il dovere di mettere sul piatto un proprio candidato, perché la classe dirigente di un partito che è oltre il 30% non può esimersi da questo e quindi Fratelli d'Italia presenterà un proprio candidato. Il nuovo codice degli appalti, presidio a Venezia davanti al Consiglio regionale della CGIL, le tensioni quando è stato negato l'accesso ad una rappresentanza dei manifestanti. La protesta di fronte al Consiglio regionale in Calle Larga 22 marzo è contro i tagli alla sanità e contro il nuovo codice degli appalti pubblici che secondo la CGIL ridurrà non solo trasparenza e legalità ma anche i diritti e salari dei lavoratori. La tensione sale quando viene negato l'ingresso ad una rappresentanza di manifestanti. Triste per la democrazia, è un giorno triste per chi va nelle sagre, nelle feste dicendo di ascoltare la gente e dopo non ascolta i lavoratori che sono quelli che hanno da dire. Sappiamo che i subappalti
appalti all'interno di questo nuovo codice verranno fatti di più, e noi sappiamo che quando ci sono più subappalti è possibile che ci siano più incidenti sul lavoro. Quindi non è vero, come ci è stato detto dentro il Consiglio regionale, che questo di cui stiamo discutendo non ha attinenza con il bilancio regionale. Secondo i sindacati, con le nuove norme verrà meno la corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali. Dall'orario di lavoro alle ferie, dagli straordinari alla formazione, potranno essere impiegate condizioni peggiori per i lavoratori, e non è l'unica questione. Vengono indebolite tutte quelle clausole che oggi servono a salvaguardare proprio la trasparenza e la legalità, e viene incentivato il progetto di finanza, uno strumento che il Veneto conosce bene, con cui sono stati costruiti non solo gli ospedali ma anche le strade, e che ha dimostrato come il privato abbia avuto canoni milionari per decenni e decenni e decenni proprio sulle tasche dei veneti e del bilancio regionale. Alla fine una rappresentanza di manifestanti è entrata in Consiglio regionale come ospite del Partito Democratico, ma è stata ascoltata da tutti i gruppi consiliari. Noi avevamo già dato il nostro ok per incontrarli negli uffici del Partito Democratico. Ho spiegato agli altri colleghi che sarebbe stata una cosa opportuna che non li incontrasse solo il PD, ma tutte le forze politiche che compongono l'emiciclo del Consiglio Veneto, anche per senso delle istituzioni, e pare che ci siamo riusciti. La manifestazione era anche contro i tagli alla sanità, e c'è un filo che la lega al nuovo codice degli appalti. Il riscaldamento degli ospedali, il trasporto sono tutti fondamentali nel funzionamento delle nostre strutture. I CUP, pensiamo ai CUP, anche questi sono servizi in appalto che rischiano di perdere quei lavoratori così fondamentali, diritti e salario. Ammonta a circa 1 miliardo di euro l'insieme delle risorse già stanziate per i progetti dell'Autorità di Sistema Portuale Veneta. Il 45% dei fondi è impiegato in progetti che sono già cantierati, la parte rimanente è stanziata e legata a progetti in corso di approvazione di prossima realizzazione. Quanto comunicato oggi a Venezia dal presidente Fulvio Lino De Blasio sullo stato delle opere di rilancio della competitività negli scali nei prossimi anni. Secondo il report, i porti lagunari si confermano motore dello sviluppo del territorio, anche grazie alla capacità di attrarre risorse nazionali ed europee, più 3%. Le tonnellate movimentate a Venezia, più 7% a Chioggia nel periodo gennaio-novembre 2024 rispetto all'anno precedente. E c'è una notizia importante che interessa anche la stazione ferroviaria di Mestre. RFI ha indetto una gara di circa 98 milioni di euro per la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere civili e tecnologiche finalizzate al potenziamento della stazione. Questo progetto mira a trasformarla in un hub di riconnessione urbana e mobilità sostenibile. Gli interventi fanno parte di un programma più ampio di riqualificazione e rigenerazione della stazione e delle aree urbane adiacenti. Spazio ora dunque alle immagini della vostra rappresentazione della Natività con la nostra rubrica dedicata ai presepi. Arrivederci. Snow is falling all around me. Children playing, having fun. It's the season, love and understanding.